Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Buonasera a tutti, 21esima puntata ed è anche il 1 aprile questa sera. Ciao, quindi può darci che ci sia anche qualche scherzo all'interno del programma. Con me sulla navicella della mongolfiera c'è Rossella. Buonasera, ciao Rossella. Aspetta, ecco il primo scherzo non andava sul microfono, vai. Buonasera a tutti e niente scherzi che io sono permalosa. Mamma mia. Mannaggia, ne avevo già in procinto 5-6, non uno, ben 5-6. Stefano c'è? Sì, mi pare di sì, di vederlo. Buonasera a tutti. Ciao. Io non sono permaloso, sono curioso di vedere quei 5-6 scherzi, tutti per me. Va bene, allora il primo andiamo subito col primo brano di Andrea Rana, Mondi e Isole. Notte ormai è buia già da un po' e tutto qui mi sembra inutile, soltanto tu fra le mie idee. Stringimi, amore fragile, in questi giorni divento instabile, mentre tutto vola via, vola via. Vedrai, vedrai, vedrai che tutto quanto passerà. Vedrai, 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 io sono qua. Vedrai, vedrai, vedrai che questo tempo passa e va. Siamo mondi e isole. Crescerai cercando la tua idea per poi cambiarla quando ormai sembrava tua, perché ogni attimo va via. Vedrai, vedrai, vedrai che questa vita passa e va. Vedrai, 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 non te ne accorgerai. Vedrai, 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 quando si abbassa la marea. Siamo mondi e isole. Le tempeste si incendiano con un po' di follia e lucidità. Le distanze ma con la fantasia vai dove si va. Tutto e niente è impossibile, e questa è la realtà. Vedrai, vedrai, vedrai che questa vita passa e va.
siamo mondi e isole. Noi siamo mondi, siamo mondi, siamo mondi. Mondi e isole, Andrea Rana, qui l'abbiamo sentito, lo salutiamo anche. E quindi con la nostra mongolfiera viaggiamo subito, nella capitale. Chi c'è, chi ci aspetta e che sale nel nostro cestello, Rossella? Prendiamo a bordo Andrea Mercurio, che è un giornalista, collaboratore di East Journal, esperto di Balcani, anche se in questo momento è a Roma, però insomma la sua area di interesse sono i Balcani. Benvenuto a bordo, Andrea. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Allora, noi abbiamo chiamato Andrea perché sono un po' di mesi che in Serbia ci sono grandi manifestazioni. Non se ne parla tantissimo perché purtroppo l'attualità è molto drammatica su tanti altri fronti, però insomma i Balcani cercano sempre, no? Dicevamo, di trovarsi uno spazio così. Allora, da che cosa sono partite queste manifestazioni così partecipate? Allora, diciamo che la miccia che ha fatto esplodere tutte queste manifestazioni molto partecipate è del 1° novembre dello scorso anno, quando a Novi Sad, che è una delle città, la seconda o la terza città del paese, alla stazione di Novi Sad è venuta giù una tettoia. Una tettoia fuori dalla stazione è crollata e di giorno, quindi c'erano molte persone e purtroppo ci sono state 15 vittime. Ora negli ultimi giorni addirittura sono diventate 16 perché purtroppo un'altra persona si è aggiunta a questa lista. Chiaramente questa tragedia ha scosso tutti e soprattutto diciamo che ha scosso molte persone perché questa stazione era stata oggetto di lavori di ristrutturazione che erano stati diciamo finanziati dalla Cina, da banche cinesi all'interno dei progetti della Via della Seta. Poi c'erano stati dei subappalti a aziende serbe e la tettoia non faceva parte di questi lavori, però chiaramente il fatto che potesse succedere una cosa del genere in un luogo pubblico e che riguardasse un luogo, diciamo un posto dove ci devono essere dei lavori di ristrutturazione, ha chiaramente fatto esplodere una serie di proteste e ci si è chiesto se i motivi di questo avvenimento. Chiaramente poi è diventato un po' una miccia che ha fatto esplodere proteste molto più ampie e quindi sulla questione del governo, sullo stato del paese, sull'economia. Ha avuto molto successo e le ultime notizie che si sono avute a metà marzo, una manifestazione ha visto scendere in piazza 300-375 mila persone, che teniamo conto sono cifre che in Serbia non si vedevano dagli anni 90, anni 96-97. E chi è che scende in piazza? Ma soprattutto sono studenti, quindi diciamo persone giovani, e chiaramente inizialmente la richiesta era quella di avere giustizia per le vittime di questa tragedia e inizialmente il governo aveva anche dato abbastanza credito a queste proteste. Il primo ministro pochi mesi dopo si è dimesso, Vučević, e insieme a lui anche il ministro dei trasporti. Però poi chiaramente diciamo che non è diventata una cosa molto più ampia della sola questione della stazione, ed è diventata anche una protesta verso l'intera struttura del paese. Infatti c'è
uno slogan di questi ragazzi che protestano, che dice non ti abbiamo chiesto niente, riferito al presidente Vučić, come dire non sei nemmeno te il problema, cioè sei chiaramente te il problema perché rappresenti lo Stato e sei il presidente della Serbia, però è proprio una questione di impostazione dello Stato, e ci si chiede, anche se Vučić dovesse essere sostituito, chi sarà poi al suo posto? Ascolta, è un paese democratico, questo. tutta la Serbia, ci sono elezioni regolari. Certo, sì. Diciamo che Vučić è presidente della Serbia da molti anni, ha avuto vari conferme. Le ultime elezioni sono state nel 2023, dove ha vinto nuovamente lui, sebbene ha perso voti rispetto alle elezioni precedenti. Quindi diciamo che ancora si tratta di una democrazia, sebbene ci sono ancora diciamo, su certi ambiti non è così trasparente e chiara come uno si aspetta da una democrazia. Ecco, chiaramente diciamo, è un problema abbastanza, non è un problema solo della Serbia, però c'è questa situazione. E riguardo le proteste volevo anche dire che nasce tutto dal fare 15 minuti di silenzio ogni giorno per ricordare le vittime di questa tragedia, e da questo fare questi 15 minuti di silenzio tutti insieme, quindi l'intera città tutte in silenzio, poi è nato questo fenomeno di bloccare le strade, infatti si chiamano bloccada, che vuol dire blocchi, e quindi tantissime persone si riversano in strada e bloccano completamente la città, e raggiungendo cifre, come abbiamo detto prima, oltre 300.000, sono intere città che vengono bloccate. Giorno, a una certa ora tutti si fermano, tutti si bloccano. Caspita. Esatto, sì, esattamente. Intorno a mezzogiorno, mi sembra sia intorno a mezzogiorno. Molto di impatto come manifestazione, no? Sì. Ascolta, ma le ragioni... poi come i girotondi di una volta da noi, più o meno. Però molto più metodico. Esatto, sì. No, scusa, no, dicevo le ragioni di queste, perché dicevi al di là, insomma, della questione drammatica, insomma, di questi 15 morti, di questa pensilina che è crollata probabilmente, sì, perché era fatta male, però dicevi ci sono altri motivi più ampi. Sì, è diventata un po' una protesta contro l'intero sistema statale serbo, che è accusato di corruzione, che pur diciamo il partito di governo, il partito progressista, si fa nome di essere un partito progressista, un partito di centro-sinistra, però nella realtà c'è un fortemente diciamo, c'è un forte sistema di corruzione, ecco, e secondo i protestanti questo ha influito anche nella tragedia di Novi Sad, e quindi si chiede un cambio radicale nella struttura di governo, che va appunto addirittura oltre le persone che ci sono in questo momento. Non è possibile. È caduto il governo, come ho detto. Come scusa? Stavo pensando, voglio dire, se la corruzione fosse sufficiente però per mettere in movimento in qualsiasi paese tutta una protesta così ben strutturata, penso che ci sarebbero molti paesi con questa protesta ben strutturata in atto, perché la corruzione è abbastanza trasversale in molti paesi. Quello che mi viene da pensare è che non sia una specie di potrebbe essere una specie di primavera araba o qualcosa del genere, aiutato da fuori con intenzioni di rovesciare il tipo di governo che c'è lì in Serbia. Sì, potrebbe essere. Io credo che questa sia dei movimenti che sono cresciuti nel tempo. Sono anni che ci sono delle insofferenze e delle problematiche che non vengono risolte, e quindi quando poi è arrivato una tragedia così grave e
e un'insofferenza diciamo è cresciuta ulteriormente, in un certo senso è esplosa. La cosa particolare è che sta durando molto nel tempo. Per esempio nel 2023 c'erano state delle proteste perché c'erano state delle sparatorie, anche lì c'erano stati dei morti, delle specie di attentati sempre a Belgrado, e anche lì ci furono delle proteste, però poi con le elezioni si andò un po' tutto perdendo. Invece qui sono vari mesi che va avanti, la tragedia è di novembre, ora siamo a aprile e continua ogni giorno centinaia e centinaia, se non migliaia di persone che scendono in piazza a protestare. È diventata un po' una cosa più grande, ecco, sì. Perché a me viene da pensare un po' cosa è successo in Italia con un episodio molto grave del crollo del ponte Morandi. Alla fine l'unico che è stato mandato via senza grandi proteste è stato il ministro che ha preteso di desecretare gli accordi, che ha preteso che la società contribuisse a pagare la ricostruzione di un altro ponte. Cioè mi fa strano che ci sia, però effettivamente io Stefano, c'è una cosa da dire. Nei Balcani la gente studia, va a scuola, hanno un livello di scolarizzazione altissimo, forse hanno anche delle altre capacità di... Scusa perché insomma è un'area che ho bazzicato, per cui... e poi forse hanno anche una tradizione diversa, ma ti volevo chiedere, Andrea, le autorità come reagiscono a questi? Ma allora, il presidente Vučić inizialmente aveva anche accettato le condizioni che erano state, diciamo, dettate dagli studenti, soltanto che le mosse che sono state fatte, le dimissioni del primo ministro, le dimissioni degli altri ministri, tra cui quello dei trasporti, non sono bastate, perché c'era qualcosa di più, ecco, di una semplice dimissione. Quello che veniva chiesto era qualcosa di più. Probabilmente il paese andrà a elezioni anticipate e quindi poi lì si vedrà forse veramente l'entità di queste proteste, perché se queste proteste vengono trasformate in voto, la possibilità che ci sia un risultato molto diverso da quello dell'altra volta, cioè bisogna vedere, perché anche altre volte si è detto di voti che dovevano cambiare un paese, che dovevano ribaltare la situazione, invece poi non sono arrivati. Quindi diciamo che Vučić ha avuto un po' un atteggiamento ambiguo. Inizialmente ha sembrato dare spago, è sembrato dare credito a queste proteste, mentre poi è invece rimasto più sulla difensiva, ha accusato gli studenti di essere, diciamo, orchestrati dalla politica, dalle opposizioni, e quindi probabilmente poi una soluzione arriverà con le elezioni, se ci saranno, però a vedere da come sta evolvendo la cosa probabilmente non si arriverà a elezioni anticipate, perché la prossima data sarebbe nel 2027, la vedo dura che si arrivi fino al 2027. Se arrivi così, se c'è questo livello di partecipazione, diciamo. Ascolta, esatto. Un'ultimissima cosa, con il Kosovo tutto tace, le cose vanno finalmente bene? Con il Kosovo le cose vanno bene, direi di no. Rispetto alle tensioni che c'erano state in tempi passati, la situazione in questo momento sembra più tranquilla, però gli accordi, un accordo tra i due paesi vero e proprio non c'è, non si è mai arrivati, e diciamo che nessuno dei due, né in Serbia né anche in Kosovo, sembrano veramente voler fare un passo in avanti per trovare un accordo che possa migliorare la situazione. C'è sempre questo scoglio dell'Associazione dei Comuni Serbi, cioè diciamo un'entità che dovrebbe unire i comuni a maggioranza serba nel nord del paese, che è la grande richiesta che fa Vučić e che fanno i serbi, e che invece in Kosovo non accettano perché hanno paura che possa prendere troppo potere e quindi in un certo senso diventare una specie di secessione. Certo. E quindi è un po' una situazione ancora bloccata, e chiaramente le situazioni bloccate poi vanno a danno della popolazione, perché comunque il Kosovo anche come anche la Serbia sono paesi in difficoltà economica, che avrebbero bisogno di una politica che si occupasse
di altro, ecco. Certo, dei problemi quotidiani, certo. Esatto. Emigrazione a livelli altissimi. Ora, non ho i dati precisi, ma anche il Kosovo perde migliaia e migliaia di cittadini che vanno via ogni anno. Soprattutto giovani, immagino, no? Sì. E anche in Serbia c'è questo fenomeno dell'emigrazione. Assolutamente sì. Dopo gli anni, tutti i paesi balcanici dopo gli anni 90 hanno perso un sacco di popolazione, soprattutto giovani. Infatti mi è capitato di leggere, non mi ricordo su che testata, proprio che questo è il grande nemico degli studenti e delle proteste di Belgrado, è proprio l'emigrazione. Cioè, le persone che ora sono scese in piazza a Belgrado sono quelle che poi purtroppo spesso sono costrette a lasciare il paese per cercare lavoro, per migliorare la propria situazione economica. Volevo dire un'ultima cosa, che la polizia è stata anche accusata di utilizzare delle armi sonore, cioè delle armi che emettono dei suoni ad altissimo volume per cacciare le persone, e ovviamente sono armi che non sono, diciamo, strumenti, armi, sì, si possono essere chiamate armi, che non vengono utilizzate e non dovrebbero essere utilizzate, però molte persone hanno sentito questi rumori fortissimi che creano senso di vertigini, insomma. Questo però è stato negato dalle autorità, hanno negato questa cosa, però secondo me è anche da segnalare questa accusa che viene fatta. Sempre nell'ultimo mese, quindi si parla di marzo. Sì, le bombe sonore. Esatto. Ha imparato dal suo... C'è qualcuno di molto esperto in queste cose, un po' più in là verso est, in Cisgiordania, vabbè. Va bene, Andrea. Grazie per questo quadro. Allora cercheremo di seguire un po' la situazione. Assolutamente. Se ci saranno elezioni ci sentiamo, insomma. Vengo sempre molto volentieri. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie mille, Andrea. Grazie mille. Buonasera. Ciao. Arrivederci. Restiamo a Roma con Galileo, la prospettiva. Aspetta. Linee che uniscono punti da cui nascono linee. De Chirico, l'ho scoperto con te quando studiavi architettura. Sì, si parla ancora di te, tra biscotti e prospettive. Lo so che la prospettiva non è una via di fuga. Dimmi che sei passata a cercarmi e non mi hai trovato, ma mi cerchi ancora, noi ci cerchiamo ancora. Mi manca l'aria, mi manca da morire, mi sento soffocare. Mi affascina la distrazione, la consapevolezza di poter cambiare, perché è questione di prospettive, solo di prospettive. Ferrara e Monaco sembrano la stessa città, ci avevi preso, somigliamo tutti o quasi tutti a manichini. Sì, parlami ancora di te, sulle scale in biblioteca. Lo so che la paranoia è la realtà più stretta e appiccicosa. Dimmi che sei passato a cercarmi e non mi hai trovato, ma mi cerchi ancora, noi ci cerchiamo ancora. Mi manca l'aria, mi manca da morire, mi sento soffocare. Mi affascina la distrazione, la consapevolezza di poter cambiare, perché è il tempo che poi ci ruba tutto, ed è il tempo che dà la vita in fondo. La vita in fondo.
di prospettive, solo di prospettive. Solo che là però non ha fatto. Galileo, eccolo qua, la prospettiva di Galileo, e quindi passiamo con la nostra mongolfiera. Siamo già in ambito primaverile e quindi un buon gelato, no, ci starebbe bene, Stefano e Rossella, no? Che ne dite? Ci siete? Sì, Ah, sono boh, qui ecco, che ho visto entrare ah. un sacco di ospiti per dopo. E allora con noi abbiamo ospite Camilla Mazzucco. Ciao Camilla, buonasera, Buonasera a ciao. Buonasera tutti. Camilla. Allora Camilla, che gelato ci mangiamo in primavera? Insomma, è ora di mangiare il gelato Ah, perché arriva l'estate, abbiamo bisogno di cose fresche. Quest'anno è stato premiato il gelato Alleluia in memoria del Giubileo. e quindi questi gelati che si formano e si trasformano, questo alleluia di cosa è composto? Si parte da una base di gianduia con nocciola tostata e delle variegature di cioccolato puro. Al SIGEP di Rimini quest'anno hanno premiato Ah, questo forse gelato Alleluia. Allora forse è questa foto adesso che ho messo, dovrebbe essere questa perché vedo i pezzettini di cioccolato. E... Allora, i gelati, ci sono vari tipi di gelato, no, in questo mondo. Il gelato artigianale è fatto proprio dall'artigiano, dopo c'è il gelato industriale, che ci sono queste belle vaschette che però vengono riportate. Un po', raccontaci un attimino le varie differenze. Quando parliamo di gelato, sì, abbiamo le due grandi macrofamiglie, il gelato artigianale, quindi fatto con prodotti freschi, scelti, è un composto fatto più cremoso, nel più piccolo, si è molto attenti alla qualità del prodotto finale. Quando si parla di ice cream o la traduzione di gelato industriale, si parla di prodotto preparato in larga scala, quindi lavorato con macchinari, prodotti e materie prime un po' meno costosi, una durevolezza nel tempo maggiore. Si perde la freschezza, la delicatezza del gelato artigianale, che è un'icona in tutto il mondo per noi italiani. Sì, in effetti siamo i migliori, no? Per fare il gelato. Anche per mangiarlo. Certo. Ascolta, adesso ci sono anche varie forme di gelato, cioè c'è bisogno per forza del latte, adesso stavo pensando anche alle varie possibilità, no? Dei gelati vegani, dei gelati, questa struttura lega lo stesso con i vari tipi di latte, ci sono i latte alla mandorla, di riso, di soia, eccetera, o c'è bisogno proprio per un buon gelato, quello vaccino? Allora, la tendenza negli ultimi anni è diciamo, il low sugar, cioè la minor presenza di zuccheri e gelati senza lattosio, quindi che non abbiano derivati di latte vaccino, e gelati vegani. Sicuramente queste sono un po' le tendenze degli ultimi anni, e anche di ricreare dei gelati che abbiano delle contrapposizioni tra dolce e salato, come il caramello salato, come gorgonzola e pere, Mm. e abbinano un po' questi gusti in contrapposizione. Sicuramente un gelato, per esempio, senza zuccheri ha un colore e ha una consistenza differente dal gelato classico, perché
lo zucchero esalta il colore e la qualità del prodotto, un gelato senza zucchero risulta un po' più pallido, ha una consistenza un po' più compatta, più ghiacciata, diciamo. Si sente di più sicuramente se si parla di un gelato senza zucchero alla frutta, si sente di più la frutta, però il finale del gusto senza zucchero, siccome sono un po' costretti a utilizzare la stevia o dei dolcificanti artificiali, il finale rimane sempre un po' amaro, un po' metallico come gusto, però fa parte delle tendenze degli ultimi anni. Io ricordo un gelataio di Venezia che diceva che col latte si rovinava il gelato alla frutta e diceva, distingueva fra gelato e sorbetto. Adesso, da quello che capisco, non si mette quasi più il latte e quindi sono tutti sorbetti. Diverse, perché il sorbetto è una preparazione ghiacciata, non c'è la mantecazione. Invece, quando si parla di gelato, si può fare sicuramente la base principale con latte, panna, zucchero, oppure si possono usare dei derivati del latte senza lattosio, quindi si usano altre tipologie di latte, ma sono due preparazioni diverse. Comunque il gelato artigianale ha una percentuale di grasso che arriva al 12% rispetto al gelato industriale che supera il 30%, quindi andiamo sempre sul sicuro quando si parla di gelato artigianale. Aspettate un attimo. A proposito Ecco di grassi, che grassi si usano nei gelati buoni? Perché quelli di noi che sono un po' più così rompi sentono subito in un gelato non di altissima qualità un sapore un po' di un grasso sgradevole. Di solito si utilizza la stevia, glicerina vegetale o dei dolcificanti. Però comunque quando si parla di gelato industriale abbiamo delle basi preparate con coloranti e prodotti artificiali. Quando si parla di gelato artigianale parliamo di prodotti freschi, reali, parliamo della panna, parliamo dello zucchero vero, cioè come più tradizionali, insomma. Quindi i gusti sono diversi. Non so se ho risposto correttamente alla domanda. Sì, perché hai detto prodotti veri e questo ci ha proprio tranquillizzato perché... Ascolta, quanto tempo ci vuole per fare il gelato? Cioè, Allora, se dovessi dire proprio a orologio, non glielo saprei dire perfettamente, però non ci più o vuole. meno, insomma. Le posso dire tutti i processi di preparazione che non sono tantissimi, perché si parte da una base di gelato dove gli ingredienti vengono pastorizzati, si lavora ad alte temperature, 85 gradi, in modo da eliminare eventuali batteri. Poi si passa, aspetta, mi dicono 8 minuti per fare il gelato, Ecco. direttamente dalla gelateria di Pianello, mi dicono 8 minuti per fare il gelato, in diretta. Beh, allora in questo tempo potevamo anche già prepararlo e aspettare che il gelato. Allora, nota dolente del gelato. Il costo la nota dolente è il costo del gelato, del cono, del classico cono gelato. La pallina si va dall'euro a addirittura 2,50 € una pallina. Cioè, diciamo un costo, ovviamente considerando anche la zona, il posto, però un costo diciamo reale, equo di una pallina. Quanto... Allora, adesso il mercato siamo sui 2 €. Però la tendenza è quello di un pochino alzare
arrivare anche a 2,50 perché alcune materie prime stanno aumentando molto, come il cacao, come il caffè. Ci sono delle materie prime che sono molto in rialzo, quindi i prezzi sono sempre un po' in fibrillazione. Però un gelato artigianale, una pallina pagata a 2 euro, secondo me è un buon prezzo. Spesso gelati industriali famosi, che vediamo molto le pubblicità, senza fare nomi, si pagano 3 euro, 3,50 euro e sono prodotti industriali. Ma quindi, Sì, vai. ma quindi se è aumentato il gelato al caffè, il gelato al cacao, se io prendo una pallina bianca, Me lo posso immaginavo, chiedere me lo 1,80 immaginavo. Me lo immaginavo che Stefano facesse questa domanda. Sì, mi hai tolto, parlando del costo, mi hai tolto proprio il gelato dalla bocca. Voilà. Poi ci sono anche quelli E che ti così fanno allora la pallina scusami, piccola. il giusto quantitativo. Se poi vogliamo fare la dieta del gelato, ci attrezzeremo con gelati senza zucchero, si trovano altre idee, Certo. insomma. No, il problema è magari pagare a 2 euro la pallina quando trovi, perché i gelati industriali ci sono anche quelli sciolti, diciamo, no? Anche quelli col cono, e che magari vengono spacciati anche per artigianali. Là bisogna stare attenti. Come puoi vedere la differenza? Perché dopo vengono anche preparati bene nella mostra, no? Vengono un po' montati, vengono... Allora, bisogna stare attenti quando si osserva una vetrina di gelato, è importante osservare la loro consistenza, il loro colore, Anche il se colore, è un po' troppo esatto. solido, se è troppo gessoso. Per esempio, un gelato che non viene dopo la mantecatura abbattuto o comunque congelato risulta molto più lucido, e non è corretto. Però quando si vede la vetrina e anche la consistenza quando viene lavorato, se un gelato non è buono o è un po' più vecchio, si vede un po' a occhio nudo, insomma, risulta più compatto, un po' più gelloso, diciamo. Ecco, un gelato Non so se- all'albicocca dove è arancione forte contro già da là si può capire, no? Un gelato all'albicocca, un gelato al pistacchio con il verde forte, mentre nella realtà il pistacchio ha un colore un pochino più, quello artigianale, quello un po' Però, per più esempio, pastello, diciamo. tipologie di pistacchio ce ne sono diverse, come tipologie di cioccolato. Quando per esempio si parla di gelato senza zucchero, i colori sono molto più chiari, sono più tenui, quasi non ti danno soddisfazione nel guardarli ad occhio nudo. Però lo zucchero fa da esaltatore di colore. Ascolta, posso un'altra domanda che mi è venuta. Un gelato, un abbinamento di gelato da non consigliare. Tipo, mi viene in mente limone e cioccolato. Allora, la risposta che potrei dare è che anche se ci fosse la regola, io la sgarrerei. Posso dare la risposta giusta. Perché Ci sono tendenza di fare molti abbinamenti per contrapposizione, come gorgonzola e pere. Ho visto anche Vabbè, ma quello ci sta. che passa dalla piccantezza del gorgonzola alla dolcezza delle pere, oppure un cacio e pepe, ma abbinamenti scorretti non saprei. Però me ne suggeriscono uno. Sentiamo. Caffè Caffè e limone. limone, sì, esatto. Ah, ecco, sì, è vero, terribile. Io trovo praticamente dall'altra parte, come essere in teatro, un po', ogni tanto mi arriva. Beh, con tutte queste domande che ti ha fatto Gian, hai bisogno anche dei suggeritori qua. Se era vino era più facile. Sì, perché Camilla fa di tutto, Camilla, no? Raccontiamo un po', Camilla canta,
fai sommelier, fai gelati, no, fai tantissime cose. Io sono appassionata della vita e quindi mi piace imparare un sacco di cose e condividerle. Bello. E ho partecipato, io lo chiamo concerto o comunque a teatro, e ho vissuto un'esperienza bellissima perché si sono condivise tante età diverse, tante capacità e emozioni tutte positive. Quindi non ho cantato benissimo No, perché ma le canti emozioni, bene. però ho vissuto un'esperienza diversa e fa molto bene. Mm. Brava. Ma adesso ti prenotiamo per il vino, un'altra volta che... Il vino col gelato, beh, adesso un vino, beh, un vino zuccheroso, tipo Vinsanto, no? Col gelato. Cioè, ci può Allora, stare. il problema di abbinare il vino al gelato è che non hanno delle temperature di servizio differenti. È vero. Perché se è troppo freddo e il vino è servito a una temperatura diversa, e quindi a livello gustativo le papille vanno un po' in contrasto. Uno inibisce l'altro, non andrebbe bene. Possiamo fare il gelato al vino, il gelato Beh, all'amarone. vabbè, abbiamo il coso, no? Il Malaga, che è il gelato classico. Non so, fanno adesso per esempio il gelato allo spritz, il mojito, però in realtà il gelato con il vino è un po' difficile, però farò esperimenti. Mm. Se troverò la combinazione giusta, vi chiamo immediatamente. Un gelato affogato nel vino, no? Invece di essere affogato nel caffè. Ma Sì, c'è il motivo, no? maniere, gli mettiamo un liquore, certo. Ecco, un liquore forse. No, perché c'è il motivo che è affogato al caffè, perché hai il caffè un po' caldino, il gelato freddo ed è una delizia. Però allora di liquori è un altro mondo. Se parliamo del vino invece è un'altra storia ancora. Si aprono due mondi Una storia in differenti. divenire, va bene. Studieremo. Preparata anche una piccola cosa di storia, di un po' di accenno storico del gelato. Ah, sì. Perché ci sono, ci si ricorda ancora dall'antica Cina che facevano delle preparazioni di ghiacciate di latte e riso. E poi ci sono altre testimonianze addirittura dalla Persia, che non era gelato, ma veniva chiamato, cioè era gelato ma chiamato sharbat. E poi nel tempo, col Medioevo, con le evoluzioni culinarie, con capacità culinarie nuove, a mano si è imparato a sviluppare il gelato che abbiamo oggi, dove si lavora al punto di congelamento del latte, e poi nel XIX secolo, con l'avvento delle gelaterie, si è aperta la strada del gelato, che poi ha fatto il giro di tutto il mondo. Ecco, spero di essere stata mi sono un po' persa, ma forse sono arrivata. No, va bene, ma altre due cose io ho ancora. Un'altra, cioè il gelato fatto in casa, abbiamo bisogno per forza di quelle macchinette che ti fanno il gelato o si può fare anche in altra maniera? Adesso ti ho preso in... Allora, rispondo a modo mio? Sì, lo vai a comprare. No, ci vorrebbe intanto il tempo per fare il gelato artigianale a casa. E non saprei rispondere, non saprei, non l'ho mai fatto. Io lo so. Ecco, vai, attacca. Ci vuole un contenitore di alluminio. Prepari tutti gli ingredienti, li mescoli e devi metterlo in congelatore, poi tirarlo fuori, mescolare forte, rimetterlo in congelatore, fare questa operazione almeno 3-4 volte e poi il gelato è pronto. Ecco. Vabbè, proveremo. E l'ultima Oppure cosa... con il bimbi, mi suggeriscono con il bimbi. Cos'è il bimbi?
Il bimbi è uno strumento. Ah, vabbè, sempre con macchinario. Sempre la insomma. macchinetta. Però il fatto che la Rossella dice di rimescolare tante volte il gelato, giusto? La Sì. preparazione, è perché questo è un processo, la mantecazione, dove il gelato che viene mescolato va a inglobare aria, in modo da rendere Esatto, il da composto gonfiare. e cremoso. E... Per il Sì, scusami. industriale, scusa, vado? Sì, vai. Dico l'ultima, nel gelato industriale la fase di mantecazione dove l'aria viene inglobata e si raffredda, cioè viene la mescolazione, è scorretto in italiano dire mescolazione, ma lo diciamo lo stesso, e si raffredda. Nel gelato industriale l'aria inglobata è molto più forte, arriva addirittura al 110%, è molto più gonfio rispetto a un gelato artigianale. Basta. Basta, Ho abbiamo detto. finito. E sfatiamo un luogo comune perché il gelato si mangia anche d'inverno. Beh, certo. Ma chi è che non deve mai farsi consolare davanti al camino e col gelato e essere felice di aver preso un po' di gioia? Certo. E aggiungiamo che il gelato piace talmente tanto che per esempio in inglese, anche in Germania, anche in tedesco, hanno la loro parola, ma usano anche gelato, che ovviamente pronunciano in un modo un po' discutibile, ma questa è un'altra storia, come si dice. Però usano proprio gelato. L'anno scorso ha vinto al SIGEP di Rimini un gelatiere, un gelato di origine belga che si chiama perdonatemi il mio straniero, Gaufret de Ligier, che sarebbe un gelato che ha vinto il premio l'anno scorso, è omaggiato alle specialità dolciarie delle Friande, è a base di una cialda tipo waffle con un variegato di burro salato e via così, insomma, c'è tutta una storia sotto. Comunque all'estero è molto, per ricollegarmi, piace molto il gelato, anche d'inverno. Allora, l'ultima domanda, che questa è facile come risposta. Se uno vuole venirti a trovare e mangiare il gelato, dove deve venire? Allora, dal 10 di aprile 2020. Da quando? Aspetta, era saltata la comunicazione. Da quando? Dal 10 aprile, 10 aprile. 2025 in gelateria Vianello in via Baracca 41. A Cavallino, perché A dobbiamo Cavallino. spiegare. L'aeroporto è là vicino, quindi se devono arrivare anche persone da altre parti del mondo, siamo lì. Molto importante questa precisazione. Con tante sorprese. Benissimo, verremo subito a trovarti. Va bene, grazie mille Camilla. Grazie Camilla. Grazie. Grazie mille. Buonasera. Buon gelati. Everlife, all the way. Ciao a tutti, buon
does it cling to the notion? One by one is that I'm starting to realize that the more you crave the feeling and the more you have to try. All this time I wasn't looking the right way, and it's alright, it's okay. Don't find a way to take a step unconscious. You won't touch me now. Gotta get on the way. Gotta get on the way. Gotta get on the way. Gotta get on the Un po' giovanile che abbiamo intervistato la scorsa settimana con questo brano All the Way. E parliamo allora di musica. Con noi abbiamo il nostro ospite che siamo andati a... No, siamo rimasti sempre in zona, no? Con Michele Moi. Buonasera Michele, ciao Michele. Ciao a Ciao tutti. Michele. Ciao, benvenuto. E Ciao, siamo ciao. a Venezia, suppongo? O siamo... No, siamo a qualche chilometro. In questo momento ci troviamo a Mestre Carpenedo. Ah, vabbè, quindi siamo sempre qua, Esattamente. di là dell'acqua, della laguna. E allora, Michele Moi, che fa di tutto, cioè l'abbiamo chiamato principalmente perché suona il violino, no? Il violino zigano. Raccontaci un po' di questa musica, perché ti è piaciuta queste onde sonore del violino e del tipo di musica zigana. Diciamo che accompagnano bene quello che è l'approccio. Aspettate un attimo che abbiamo, ecco qua. Forse non si è sentito quello che ho detto, ma non importa, perché è andato c'era sotto la tua base liquida, la tua musica che era partita. Comunque, ritorniamo, c'è Michele che ci parla adesso della musica zigana e il perché di questa scelta. Perché è la musica che meglio si accompagna ad un approccio ludico dello strumento e un approccio verso il pubblico che alterna dei momenti più poetici, dei momenti di atmosfere, ecco, più morbide, a momenti invece di sketch, a momenti di divertimento, momenti anche che viene voglia di ballare un pochino anche in base al contesto in cui ci troviamo, perciò in quel senso molto zigano. Io ho preso il violino in mano da molto piccola, 5 anni, poi ho portato avanti uno studio della musica, anche ecco, mettere le mani sul pianoforte, uno studio in conservatorio per un po' di anni. Poi ho lasciato il conservatorio, ho sempre ripreso a suonare, ho sempre suonato, così un paio d'anni della mia vita, diciamo più. Ho riscoperto l'amore per la musica e poi, grazie a una serie di incontri, quello che poi è stato il mio approccio musicale, poi come professionista, anche da abbastanza giovane, è stato subito in un mondo che è il teatro dell'infanzia e il teatro circo. Poi di conseguenza iniziavo a prendere in mano il violino. Quindi in quel modo là è venuto, si è un po' costruito questo il mio modo d'essere volto a un lavoro molto verso l'artigianato, portato avanti su diversi fronti, sempre volti verso l'approccio dei pubblici a un'educazione ludica però emotiva nei confronti delle arti che si propongono, e questo in primis quello che insomma è la musica, che è il linguaggio che mi ha forgiato per poter comunicare, divertirmi e cercare di far divertire le persone. Ascolta, Che differenza c'è fra il violino e il violino zigano? Ma tu pensa ai più grandi violinisti che esistono, no?
e tu pensa a quello che è quella tipologia proprio di approccio nella musica popolare. Io penso che ci sia molto anche quello che è un riflesso, no? Un modo di comunicare di una serie di popoli, una serie di popoli nomadi. E mi ha affascinato, non posso dire da piccolo, sono cose che mi hanno affascinato diventando più grande, il fatto di vedere questa tipologia di approccio degli zigani, intesi più come, immagini, il violinista rom di strada, e nei più grandi violinisti e suonatori di corda con arco ebrei che ci sono, dal violoncello al violino. E c'è un animo che è simile, uno è uno stile di vita, sul loro apparire, mi riferisco più a un essere zigano, rom, col violino. Una cosa è anche la figura stessa, no? Che si porta a una certa emotività quando la vedi, no? Legata più al personaggio, no? Dall'altra parte invece la loro musica classica suonata, però in quel modo molto romantico e molto educativo rispetto alle emozioni. Ma quindi è più il zigano che puoi essere Yudi Menuhin che sta suonando un grande pezzo classico, o puoi essere invece lo zigano inteso più come l'altra tipologia, ecco, di zigano, e potresti essere in quell'angolo sulla strada lì, a suonare per chi c'è, ecco, mi piace. Ma la differenza quindi è nel modo di suonare, non nello strumento. Nell'approccio, il modo. Quindi il violino è lo stesso? Il violino è lo stesso, il violino è uno strumento popolare che appartiene dal mio punto di vista a quei popoli, appartiene a loro, alla loro anima. Mi è sempre piaciuto questo crescendo, diciamo, zigano in questo senso. Poi sì, mi piace molto la musica popolare dell'Est, ad ascoltare la musica popolare in generale, ascolto tutto il giorno quello, insieme alla musica di teatro circo, classica un po', quello che mi capita, posso ascoltare un po' di tutto, però e quindi ne viene anche ovviamente vuole ricreare quella tipologia di melodia, e quando si gioca con lo strumento si gioca per far divertire le persone con ciuri ciuri o con i Gotham Project, improvvisando col violino in mezzo, scherzando, saltellando, al ristorante di lusso, allo spettacolo per bambini, e lì è un po' quello che poi il mio impegno è, nuove generazioni, lavoro per divertire i bambini con i cattoli, questo è un cinghiale, ma come vedete, insomma, prima ha fatto altro, queste sono delle matite, ecco, si educano, mi piace educare divertendosi con i bambini, ecco, a divertirsi e a fare di un oggetto un altro oggetto, ad esempio, e giocare con loro. Il teatro infanzia è la mia vita, ho iniziato a scrivere per teatro infanzia da molto giovane, e da lì, insomma, nella mia musica, quella che scrivo, quella che viene suonata, lì c'è un modo molto spontaneo di comunicare le emozioni, che loro entra all'interno di un contesto che è fatto di teatro, ed è fatto, ecco, anche molto di corporeo, di visione, di gioco, di scenografia. Sì, perché oltre ad ascoltarla tu crei anche musica, crei musica per gli spettacoli teatrali, no? Spettacoli circensi. Principalmente fascia proprio 3-10 anni e famiglia. E nel parallelo qui invece portiamo tutta una serie di attività ludiche dentro gli asili, le scuole elementari, sull'ecologia, quindi facendo dei piccoli progetti che sono interdisciplinari, perché vanno a legare nuove utenze, i nuovi pubblici verso un linguaggio teatrale, ma di natura comunque multidisciplinare, con influssi del circo, della danza, dello sketch, del racconto, della fiaba,
e lo andiamo a legare post visione spettacolo anche con la psicologia infantile espletata anche tramite proprio il riutilizzo degli oggetti. Queste sono cose che vedono come scenografia, ad esempio facciamo passare anche nelle mani tra i bambini, insomma. E volevo dire, per Quindi chi non facciamo vede, un lavoro su quella fascia lì, anche legato ludico, di educazione. per chi non vede, perché la trasmissione non mostra le immagini, Michele ha mostrato un oggetto che ha costruito e diventa un animale a partire da un piccolo Barattolo. bidone del detersivo, nel quale sono state aggiunte delle matite colorate che sono tipicamente nella manualità del bambino, con gli occhi, e quindi anche la rigenerazione vitale di un pezzo di plastica che insomma sarebbe andato buttato via perché aveva finito la sua funzione di contenere il detersivo. Quindi ecco l'immagine, molto colorato, l'immagine che mostrava Michele era questa. Quindi oltre alla musica c'è questo aspetto di riutilizzo degli oggetti, sempre per interessare ed affascinare i bambini. Immagino che accanto a quell'oggetto, a quell'animale, ci fosse una storia. Esattamente. C'è una storia dove a un certo punto, ad esempio nel caso proprio di questo oggetto che spiegava Stefano, e a un certo punto viene data in mano ai bambini che se lo passano l'uno con l'altro, perché sembra niente, ma un bambino dell'asilo passare un oggetto per assurdo è una cosa che va bene, anche piace fare anche come interazione ai bambini delle elementari. Uno è chiaramente un maglione, un ex maglione, però un bellissimo orsetto. Questo invece è il cinghialetto fatto con il detersivo, flaccone del detersivo, e da un passaggio a quello si arriva a un finale che fondamentalmente è all'interno di un contesto dove sono dei giocattoli che vengono buttati, si riuniscono, vengono ritrovati, riprendono nuova vita, un'altra famiglia, tutti insieme, no? Ecco, quella tipologia di cosa, si arriva a farli lavorare sul concetto che da oggetto farai oggetto, quindi su un'ecologia pratica, così che ci piace immaginare, di questo mondo del futuro, dove qualche ingrediente, non proprio così, pensiamo tutto a un cinema degli anni 90 o anni 80, dove facciamo vedere questo mondo insomma un pochino cambiato, dove c'erano queste persone che erano, per modo di dire, ricche di chip vecchi, facevano cose, facevano di tutto, costruivano di tutto, la manualità, queste cosine, ecco, quello ecco in chiave più così. Però io vedo questo concetto che alla fine entrerà nella nostra società, Certo. non certo grazie ai nostri spettacoli, però ecco. Un piccolo lavorare nel piccolo su esperienze del genere. Dal Lego fai la spilletta, dal Lego fai la spilletta, chiaro, però intanto lo fanno, questa tipologia di cose. E c'è sempre la musica, il ciclo creativo dietro c'è sempre la musica. Sì, c'è musica dal vivo, e c'è tutto un discorso di cuffia e di ambienti sonori, perché è un teatro molto sonoro e molto anche immaginifico, perché si ascolta tutto in cuffia, con un'esperienza super immersiva per i bambini. Incredibilmente si divertono, e nella cuffia poi prendono ed entrano in mondi incredibili, quindi grandi, che non esistono, vedono uno spettacolo che è su un 3x3 nella loro scuola e vivono questi mondi che poi finiscono ad immaginare con la loro testa. Ecco, Perché a proposito è appunto di molto cuffie, molto forte, quindi di cuffie, sto mettendo le immagini di quei concerti che avete fatto in Sardegna, suppongo, no? Sardegna Festival, questa musica in spiaggia con le cuffie, questo mi ha affascinato. Dai! Sì, facciamo un festival multidisciplinare a basso impatto ambientale, dove portiamo anche tutti i nostri spettacoli, che sono a tema ludico ambientale per famiglie, e dove abbiamo la sala in disco, quindi facciamo questi bellissimi eventi dove tutti si balla nel rispetto del vicinato, nel rispetto anche della natura,
e dove alimentiamo al 100% con energie rinnovabili che vengono stoccate dentro batterie, e dove poi all'interno di questo festival ti ritrovi anche a fare delle esperienze come un concerto al tramonto in mezzo alle rocce, tutti in cuffia, con gente che con i musicisti sulla rupe facciamo queste esperienze qua, che ovviamente sono limitate a tot centinaia di persone, certo. ma proprio perché proprio in mezzo alla natura c'è questa cosa molto hippie a vedere, molto carina, No, no? molto interessante. Appelliamo Affascinante, questo però. come spettacoli sotto le stelle per famiglie, gratuiti, quindi anche, sai, un'esperienza, una cosa molto bello, molto stimolante. Sì, E molto esatto. anche bello perché non vai a lavorare solo esclusivamente con i turisti, cioè nel senso quelli che vengono, ed è bellissimo, gente che non se l'aspetta, questo mondo stupendo, posti meravigliosi che si trovano a questo evento in particolare, no? Anche proprio sui residenti, che è bello, lì è diverso, perché a differenza di qua siamo abituati, abbiamo teatri, abbiamo tutto, lì chi gli piace fare gli eventi, gli piace andare agli eventi culturali, agli eventi, alle manifestazioni, così fa tranquillamente 30-50 km, 70 km, prende e va, cioè c'è un circuito anche di cose, però ecco, sono realtà molto, molto, molto differenti, perciò è normale che inizi a legare anche in maniera molto spontanea, insomma, con le persone che abitano lì, perché è bello, gli porti queste esperienze qua e quindi insomma, lo riconosci. In Sardegna. Sì. Vabbè, ma si potrebbe fare anche qua. Stavo per dire la stessa Sì, cosa. no, ma facciamo qua, guarda, qua con l'attività delle scuole stiamo iniziando e ovviamente siamo qui per fare, nel senso... No, appunto, avevo visto questo. Andate nel canale suo di Michele di YouTube e potete prendere appunto queste immagini fantastiche, belle, con questa atmosfera e questa musica d'atmosfera che esce. E appunto è interessante, avevo immaginato anche per la nostra spiaggia qua a Punta Sabbione fare un evento. Ah, vabbè, qua, ciao, sarebbe da fare. No, c'è il problema sempre le spiagge che spesso sono demaniali, quindi insomma bisogna chiedere autorizzazioni per tempo, Certo. e hanno un loro costo, ecco, però sì, sono esperienze belle rispettose della natura, perché un conto è mettere un rave 20.000 watt. No, certo, è chiaro. No, ma nel senso che è bello, mi piace, cioè, detto per noi anche scherzosamente, bello, figo, piacerebbe, no, è un'altra tipologia di cose, sono certo. tre tipologie di musiche diverse in modo che riesce a essere inclusivo Sì, al dai, 100%. è un'altra Inclusivo atmosfera. a chi ha voglia, come dire, di socializzare, perché te la togli, quindi socializzi, Certo. è inclusivo nei confronti della fauna che ci vive. Certo, Adesso, certo. sono robe banali, però... No, ma infatti, guarda, quando tu dicevi... Arrivi 2000 persone, fai casino, aiuto, loro cosa pensano? Non è che sono umani, insomma, loro banali, ecco, no? Aiuto, adesso cosa succede? Allarme. No, arrivi là, non ti sentono, No, Ma certo. infatti, è un'altra cosa, è bello, è divertente, è un'altra tipologia di cose. no, è anche importante, E secondo non euforico, quelli che ballano più di tutti, a parte quelli che gli piace ballare, ci mancherebbe, ma sono proprio esattamente quello che si è ritrovato la cuffia in testa e si ritrova a casa sua davanti allo specchio che balla, quindi si diverte da morire, ballano come matti, cioè neanche molto banalmente, se fai un silent party dentro una discoteca, perché c'è che lo devi fare, perché la discoteca magari, se no, proprio falliva per il rumore, però fondamentalmente la verità il bar, ma cioè, lo dico e mi permetto di dirlo, non è il mio business, c'è da avere metà alcolici, cioè parti davvero poi dove le persone hanno voglia, si crea una situazione proprio di piazza, è molto carino, e gente che balla da matti, proprio voglia di ballare, capisci la voglia di ballare, e poi è bello, insomma, è divertente, ha piuttosto potenziale, però la gente stava bene. Certo. Ma è carino, quando è che prima volta che mi è successo, ma, cioè, non avrei mai potuto vedere sta gente qua che ballava in questa maniera euforica nella stessa stanza, perché sono abituato a vederlo nei matrimoni, ma dura 10 minuti, poi quarto d'ora, stop, no, giusto, ma è normale. Certo. Ah, invece quello no, è divertentissimo, poi tutto si scambia i ruoli, come il carnevale, poi hai quelli che conosco, i giovani che
già un po' conoscono magari, un po' si scatenano a rock and roll, ma si scatenano come matti, e vai il contrario, poi hai magari l'altra fascia che vuole, insomma, si mette a ballare musica da discoteca anni 90, cioè simpatico, divertente, simpatico, insomma, è un esperimento sociale. Ti aspettiamo in spiaggia qui da noi. No, guardate, io organizziamo spiaggia, sono qualsiasi cosa, sono qua. Ok, sia per perfetto. attività nelle scuole che qualche anche cosa simpatica, anche qualche divertimento per veneziani. Ho 2 appuntamenti per ridere. Allora, uno perché sarà su appuntamento, Sì. cioè, sarà posti di lavoro limitati, facciamo come regalo alla città, e per fare un sabato di Pasqua diverso facciamo ad Hawaii lo spettacolo che portiamo sull'inclusione sociale e sugli incendi, sempre quello delle scuole medie, ma di un attore veneziano molto bravo, che è Vincenzo Tosetto, scritto Gnaccolini, quindi lo portiamo gratuitamente per la città perché vuole venire, e poi la sera facciamo un piccolo silent. Ma questo dove non ho capito? 40 persone, scusatemi, al Circolo Culturale Hawaii. E che si trova? Che si trova ai Tolentini. Ai Tolentini, a Venezia. A A Venezia, Santa Croce, ai Tolentini. Esattamente. Ok. Se uno li scrive, penso che insomma ci sia modo di... Va bene. Boh. Questa è una bella cosa che di carino, che mi viene in mente proprio su Venezia. E poi dai, tu vi continui tramite Stefano, insomma, vi farò sapere. Certo. Però ma questa cosa dei Tolentini, se puoi ripetere un momento così la capiamo con precisione. Allora, sabato 18 aprile, se non piove, perché è all'aperto, nel giardino del Circolo Culturale Hawaii, portiamo alle 5:30 uno dei nostri spettacoli, che è Iula e il Drago. È uno spettacolo che portiamo all'interno delle scuole medie, ma un bello spettacolo, insomma, che abbiamo portato al festival per pubblico variegato, ecco, molto carino, in cuffia, con Vincenzo Tosetto, ed è un bel viaggio di 25 minuti, lo faremo lì tra gli alberi, e poi dopo faremo una silent disco più avanti. Ma è ingresso libero? Sì. Sì, devi prenotare, insomma, bisogna contattare l'associazione. Guardate, cioè, sì, sono sincero, scusate un po' anche l'ignoranza, cioè, non so se bisogna fare una tessera o qualcosa. Certo. Non lo so, comunque è un evento, diciamo, come dire, che facciamo gratuitamente Certo. la città per fare un sabato di Pasqua diverso. Grazie. Va bene, Complimenti. Michele, grazie. Ma grazie a voi ragazzi, mi ha abbiamo- molto piacere chiacchierare con voi. Anche a davvero. noi, perché abbiamo scoperto un altro modo Ecco, devo dirvi www.roersomondo.it. Roersomondo, come ruzzante. Esce come il carnevale, come ruzzante il Roersomondo. Roersomondo.it, trovate un po' questo mondo, ecco, Perfetto. di spettacoli, di attività. Poi scriveremo anche il link meglio sotto su YouTube. Boh, grazie mille e ci sentiremo. Grazie a voi ragazzi. Ciao, grazie. Ciao Michele. Grazie. La reclame. Questa sera allo teatro madre e figlio l'han scampato, continuo su un fedoso, te lo picchi in tu mortoso, io lo veffa e piccirillo, scampati dalla grava, scampatrice.
agapito truccato da capra. Ciao Michele. Ecco qua, abbiamo finito con la musica di Michele. Adesso noi dovevamo avere un ospite, il primo ospite, eh, Massimo Vacchetta, che è dell'associazione Centro Recupero Ricci, la Nina. Però è impegnato, ha avuto un'emergenza appunto nel recupero di Ricci, quindi adesso è impegnato nel recupero. Ci sono state C'è stato un un investimento. investimento di 4-5 Ricci, quindi non può. Però adesso forse sembra che potremo collegarci con lui direttamente dalla sala operatoria, diciamo, Però del centro di recupero Ricci. Allora facciamo così. Abbiamo anche i nostri messaggi in bottiglia di Sami. Direi di mettere il primo messaggio. primo, Sami Abu Omar, che era il direttore del centro per gli scambi culturali di Gaza City e che adesso insomma cerca di dare una mano quando può, come può, e anche soprattutto visto che parla un italiano abbastanza, anzi direi molto fluente, così tiene i contatti con molte realtà insomma italiane, compresa la nostra radio. Allora, sentiamo, Sami, questo è il messaggio che ci ha mandato ieri sera. Sì. Qui in tutta la striscia di Gaza continuano i bombardamenti ho anche ordini di evacuazione. Ad esempio a Rafah, praticamente la città di Rafah è stata svuotata completamente, non c'è rimasto nessuno che abita da Rafah, praticamente questo anche durante la tregua ci sono gente che sono tornati, però ora con nuove evacuazioni che cominciate ieri e non c'è ancora nessuno, ci hanno cominciato anche a bombardarsi per l'ennesima volta le stesse case che erano bombardate prima. Non fanno arrivare nessuno, ci hanno dato praticamente oggi alle organizzazioni internazionali fino a ore 14 se ce l'hanno della roba di Rafa, qualcosa di andare a ritirarsi la roba per evacuarla completamente fino alle ore 14. Ancora a Khan Yunis in questo momento stanno bombardando anche a Deir el-Bala e a Khan Yunis praticamente dappertutto. Ci sono anche altri ordini di evacuazione alle zone del nord dove sono tornata la gente durante questa tregua. Sono quasi 32 giorni che non sta entrando niente, zero. Niente aiuto umanitario, niente roba da commerciante, niente. Manca carburante, manca elettricità, mancano farina. Oggi praticamente anche il WFP, praticamente World Food Program, hanno chiuso tutti i forni. Dentro la striscia di Gaza erano quasi 25 panifici che davano loro la farina, perché la farina non c'è più, tutti i magazzini dell'organizzazione internazionale sono svuoti, sono stati votati perché non è rimasto niente, hanno distruito tutto. Ora dicono l'organizzazione c'è cibo, soltanto ci basta per 2 settimane per tutta la popolazione, c'è una mancanza e carenza di tutti i materiali, soprattutto il cibo, la gente ha cominciato anche a sentirsi fame. La situazione è sempre più grave. Sul livello politico praticamente ci sono delle trattative, però trattative praticamente non c'è ancora un risultato, solo trattative vere trattative. Ci sono proposte israeliane, proposte del Qatar, proposte dell'Egitto, quella dell'America, per tutti sono contro il benessere del popolo di Gaza. È una situazione drammatica, viviamo in questi giorni. Ecco, abbiamo sentito il primo messaggio, io direi di sentire anche il messaggio che ci ha mandato oggi pomeriggio, no? Rossella, aspetta che il microfono spento, ecco qua.
Sì, un messaggio che è arrivato oggi pomeriggio e l'ho sentito proprio tanto stanco, Sami, e credo che comincino veramente a essere un po' scoraggiati e c'è da meravigliarsi che abbiano tenuto duro fino adesso, insomma. Beh, ascoltiamo questo secondo messaggio. Qui in tutta la striscia di Gaza continuano i bombardamenti o anche ordini di evacuazione. Ad esempio a Rafah, praticamente la città di Rafah è stata svuotata completamente, non c'è rimasto nessuno che abita da Rafah, praticamente questa anche durante la tregua ci sono gente che sono tornati, però ora con nuove evacuazioni che cominciate ieri e non c'è ancora nessuno, ci hanno cominciato anche a bombardarsi per l'ennesima volta le stesse case che erano bombardate prima. Non fanno arrivare nessuno, ci hanno dato praticamente oggi alle organizzazioni internazionali fino a ore 14 se ce l'hanno della roba di Rafa, qualcosa di andare a ritirarsi la roba per evacuarla completamente fino alle ore 14. Ancora a Khan Yunis in questo momento stanno bombardando anche a Deir el-Balah e a Khan Yunis praticamente dappertutto. Ci sono anche altri ordini di evacuazione alle zone del nord dove sono tornata la gente durante questa tregua. Sono quasi 32 giorni che non sta entrando niente, zero. Niente aiuto umanitario, niente roba da commerciante, niente, manca carburante, manca elettricità, mancano farina. Oggi praticamente anche il WFP, praticamente World Food Program, hanno chiuso tutti i forni dentro la striscia di Gaza, erano quasi 25 panifici che davano loro la farina, perché la farina non c'è più, tutti i magazzini delle organizzazioni internazionali sono svuoti, sono stati votati perché non è rimasto niente, hanno distruito tutto. Ora dicono organizzazioni c'è cibo, soltanto ci basta per 2 settimane per tutta la popolazione, c'è una mancanza e carenza di tutti i materiali, soprattutto il cibo, la gente ha cominciato anche a sentirsi fame. La situazione è sempre più grave. Sul livello politico praticamente ci sono delle trattative, però trattative praticamente non c'è ancora un risultato, solo trattative per trattative. Ci sono proposte israeliane, proposte del Qatar, proposte dell'Egitto, quella dell'America, per tutti sono contro il benessere del popolo di Gaza. È una situazione drammatica, viviamo in questi giorni. Ecco, abbiamo sentito in pratica, siamo tornati indietro di quasi un anno, le stesse attività, problemi che c'erano un anno fa, ci sono tuttora, nonostante i proclami, no, di trattative qua, e che restano ferme, morte. Sì, quello che fa impressione è il silenzio tombale che circonda sia Gaza che la Cisgiordania. Cioè i governi europei, vabbè, adesso sono già abbastanza presi con i dazi, no? Quindi non hanno tempo per pensare alle vite umane. Gli studenti non si capisce cosa stiano facendo. Un po' tutti. La parola silenzio tombale, l'aggettivo purtroppo è ben trovato. Bene, allora io direi di chiudere perché ormai sono già le 22:10 con il nostro Massimo Vacchetta del centro recupero Ricci. Lo sentiremo un'altra volta, ripetiamo, ha avuto un problema, un'emergenza, sono stati chiamati per recuperare 5 ricci, no, mi pare? 5 ricci che sono stati investiti. Esatto, e vabbè, insomma, giustamente la priorità è esatto. ai riccetti. Avete ascoltato Ma ne parliamo Il Giro del un'altra mondo volta in 80 sicuramente, giorni, perché a è cura un di centro che fa Radio un'attività Nostra. molto In studio, importante e Rossella, molto Gianluigi meritoria. e una produzione Grazie a dell'Associazione tutti. Rete. Vi aspettiamo. Grazie, buonasera, buonanotte.
Ecco qua, ciao a tutti, la sigla è andata, come sentite, ci sentiamo martedì prossimo, ciao.